Amici di Sportici Ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Luigi Failla di Castelbuono, provincia di Palermo. È Super Giovane Castelbuono, San Vitolo Capo, 21ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Lo schema sul punto di battuta, Campodonico risponde, Basiti in mezzo, allontana però la difesa. Basit prende campo, fronteggia Mané, effettua il cross in mezzo verso Balistreri, c'è però il tocco di Pennisi ad impegnare Campodonico. Occhio alla corsa della super giovane Castelbuono con il tocco sotto da parte di Cotugno che fa 1-0. Approfitta di questo disimpegno del San Vito e porta avanti Madoniti. Rimessa laterale per il San Vitolo Capo con Basit in mezzo di testa, allontana Salvadori, poi il controllo, poi il tiro da parte di Liga. Recupera la super giovane, nessun fallo dopo l'intervento di Cotugno. Allora porta palla a Prestiani, cerca la Bardera dall'altro lato, controlla con il mancino, poi tocca con il destro per sbaglio. La traiettoria in mezzo di testa, poi il colpo da parte di Salvadori, salvataggio sulla linea fondamentale. Qui l'attacco di Lavardera nel frattempo in campo con questo pallonetto, traversa, scheggiata. Ronde, va avanti la squadra di Vittorietti, cross basso, un tacco provato da Prestiani nel cuore dell'area, Salvadori, fuori. Orozco, Cemendia, lascia tutto a Salvadori. Pressing di Guadalupo, si va a sinistra, Orozco, cross in mezzo basso, il pallone scorre, coordinazione e tiro di Lavardera. Prestiani subito, svirgolata di Bulades. Si trova a guadagnare un calcio di rigore che c'è. Fallo di Ramaio. Rigore per la super giovane. E questo è il primo del campionato dei Madoniti. La Bardera angola per il 2-0 della super giovane Castelbuono. E sono allora 9 in stagione, 6 con la maglia nero-oro. Parte Prestiani a giro, lentamente oltre la traversa. La punizione di Bulades verso il centro dell'area, stacca Boa, poi Campodonico se la porta in rete, il gol del San Vito che accorcia le distanze, 2-1. E Ramaio, Prestiani l'esterno, deviazione in rete, c'è però fuori gioco. Szymanski dritto in mezzo, si cala di testa, eccolo qui il 2-2 del San Vitolo Capo con Gabriele Cicala, stacco perfetto. Mendia, cross in mezzo, cerca la Vardera, colpisce di testa, è centrale però. Basit stava perdendo l'equilibrio, riesce nel cross e basso. Anche la presenza di Marrone, Szymanski ricicla il tiro da fuori di Bulades, Campodonico. Non riesce a passare ronde, gioca la super giovane con Prestiani, il tiro fuori. Orozco è pronto, parte il suo mancino, è in curva. E l'arbitro fischia la fine, ufficiale, il 2-2 tra Super Giovane Castelbuono e San Vitolo Capo, un punto per parte.